Il nostro tour natalizio inizia da Sassari, ci troviamo in Piazza d'Italia di fronte al Palazzo della Provincia. Siccome piove ne approfittiamo per andare a curiosare nel mercatino di Natale. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Che cosa ha comprato? Ti abbiamo visto intenta a comprare qualche oggettino di questa bancarella. Pensierini per le due amiche, due angioletti da regalare a delle amiche. Come mai hai pensato al mercatino di Natale? Perché è una cosa economica, dove si trova roba carina, e, insomma per regali a delle amiche vanno benissimo, più che È bene. la prima volta che vieni qua? No, ho già comprato, poi dalla signora soprattutto che fa queste cose col decoupage che a me piace molto, quindi ho già comprato da lei. Signora, cosa sta cercando al mercatino di Natale? Sto solo curiosando. È curiosa, questi colori, questi oggetti. Bellino, molto bellino. Sì. È la prima volta che viene? È la prima volta, sì. E lei di Sassari? Sì, sono di Sassari. Pensa di acquistare qualcosa? Penso proprio di sì. Anche tanti bambini al mercatino di Natale. Hai trovato qualcosa che ti piace, Pietro? Sì, Che cosa? la mia foto, Come la tua foto? perché a scuola mia noi abbiamo fatto il mercatino con 30.000 cose, ma abbiamo fatto i prezzi e tutte le mamme stanno comprando i suoi bambini fotografati nelle cornici. E sei contento di questa iniziativa? Sì, molto contento. La signora sta cercando una spilla per il suo cappello. Un bel fiore. Un bel fiore. Ha trovato qualcosa che si abbina? Abbastanza, sì, ce ne sono di diverse qualità, di diversi colori e quindi l'abbinamento poi è sempre soggettivo. È venuta qui perché sapeva di trovarlo, è una sorpresa, È insomma. una sorpresa, sono venuta qui in Per curiosare. Esatto. Cavolata. Ah, ecco. No. Per ripararsi dalla pioggia. Sì. Qui invece troviamo i folletti, le piccole Janas o Janas. Sono richiestissime. Richiestissime, adesso con la crisi un po' meno, però in genere sono articoli natalizi, quindi vanno tanto. Ma che portano fortuna? Sono portafortuna così, per generici, per la famiglia, la casa, i figli, simbologie così. Jutta e pannolenci invece sono i materiali usati dalla signora Gallisai. Questo è il secondo anno che lei... Faccio il mercatino di Natale, sì, è il secondo. Com'è il traffico delle persone sotto Natale, in questo periodo, nonostante la crisi? Ma diciamo che qui da me i pensierini che insomma che ho dei prezzi abbastanza modesti. Ecco, ci faccia un esempio anche del... Le fattine che sono tutte interamente ritagliate a mano, cucite. Fatte da lei? Sì, tutto fatto da me, costano 7 euro. Quindi con cappelli, perline, insomma, e cose del genere. L'angioletto di Jutta, ad esempio, costa 8 euro. Le scatole rivestite di velluto, si parte da un minimo di 10 euro al massimo di 18 che sono queste. Poi anche le ghirlande natalizie e non, si partiva insomma dai 7 euro come prezzo. Qual è l'oggetto più richiesto? Il ricettario. Il ricettario, vediamolo il ricettario. Sì, all'interno ci sono i divisori antipasti primi, secondi e dolci con una copertina ad anelli in modo tale che poi le persone possano man mano aggiungere anche i fogli. Praticamente sono rivestiti interamente in tessuto, le medagliette le faccio con della terracotta e poi insomma gli accessori li invento un po' a seconda dei colori del tessuto. Qua ci sono dei piccoli mestolini, bottoni e costano 10 euro. E sono già venduti? Questi sono già venduti, sì, su richiesta. Ma lei lavora tutto l'anno per realizzare questo oggettista? Quest'anno ho iniziato a settembre, dopo le vacanze estive, sì. Ma è un hobby che è nato per caso? È un hobby che è nato per caso, era una passione che io coltivavo da anni comunque, quindi avevo materiali conservati e adesso finalmente sono riuscita
a realizzare qualcosa, insomma. Dal Perù alla Sardegna e a Sassari il poncio di lana di alpaca. Lana di alpaca, ce l'abbiamo il poncio, ce l'abbiamo il maglioncino, la sciarpa e il cappello, come lei vede è una cosa al 100% artigianale. Ce l'abbiamo pure il vestitino di cotone biologico, questo si chiama tradizionalmente cotone crudo, questo non c'è chimica, non c'è sintetico. Li fate in Perù e poi li portate qua in Italia? Sì, è una piccola stazione che facciamo in Perù. No, e poi portiamo qua, di accordo ai colori, alla richiesta italiana che piace il modello. Ma voi vivete a Sassari? In Italia, no, a Tempio. A Tempio, è venuta qui? Andiamo a Sassari, sì, frequentiamo mercatino. pure, sì, per le feste, le fiere, le sagre e poi il mercatino Natale. C'è richiesta di questo tipo di oggetti? Piace molto a tutti gli italiani, e specialmente qua a Sassari, piace molto, una novità pure. Abbiamo visto i cappellini. Sì, ai bambini pure piace questi disegnini. È una caratteristica peruviana, però che andiamo d'accordo con gli italiani. È vero, soprattutto con i sardi che amano l'abbigliamento di lana. Sì, ce l'abbiamo l'abbigliamento di lana. Poi il costo è anche abbastanza accessibile. Certo, il costo sì. Giustamente adesso, pensando alla crisi economica, pure dobbiamo abbassare. Feliz Navidad y un año nuevo, un buen año nuevo. Purtroppo la crisi condizionerà anche questo Natale 2009 a sostegno di chi non potrà permettersi di regalare un oggetto, una bambolina ai propri figli. Qua in Piazza d'Italia c'è un Babbo Natale veramente speciale che raccoglie i giocattoli vecchi. Andiamo a trovarlo. Donare i giocattoli usati ai bambini più poveri. Babbo Natale si chiama Solferino. Sì, esattamente. Come mai si è inventato questa iniziativa? Faccio da diversi anni, mi piace farlo e mi piace aiutare le persone che ne hanno bisogno. Raccoglie molti giocattoli? Sì, tutti gli anni raccolgo dei giocattoli, mi fa piacere. Questi doni poi li dà a persone che conosce oppure ci sono proprio persone che si avvicinano alla bancarella per chiedergliele? Li do a tutti, non guardo chi sia straniero sia italiano e sardo. Che cosa le portano in particolare? Qualunque oggetto che servono ai bambini che ne hanno bisogno. Sono tante le famiglie Sì, che... molto bisogno. C'è molto bisogno. C'è gente che non c'ha neanche il pane.